Benvenuti a tutti in questo nuovo Fuck Me Time, fuck a lui, fuck him, niente ragazzi, quindi cominciamo a mettere un'altra domanda perché teniamo i condizionatori spegnuto, perché fa troppo bordello e stiamo scherzando di cavolo. Cosa siete due Ciruzzo? Cominciamo, Carmen e Vespasiano. Allora, siamo due scemi proprio da capo per. Che cioè? Però niente, diciamo che siamo due cugini scemi. Cioè sai chi è? Ovviamente di una. Ho già grosso denaro precedente. Io ci mi stava dentro solo che sceme. Tu a crescere come, capì? Tu sei giù, tieni giù quella cosa Spirituale. più scema, capì? Ah, mo' Capisci? figlio come un complimento, ah? E sempre Carmen che ha sempre- fatto 15 domande. Ah, Ok, 15 domande. Ah, Dici, Quanti anni hai? quanti anni hai? quando hanno detto, no? Quanti anni hai? Aspetta, Quando è andato fino a buffo. dai, carta d'identità, non mi ricordo quando sono fatto. 21 anni, così sta scritto. Così dici. 21 anni. Tu quanti anni tieni in giro? Se no... Hai 18 anni. Ma che ha 18 anni? Ciro, per piacere, Ciro! Dove prendi l'ispirazione delle digirelle? L'ispirazione la prendo la sera tardi, quando si cala il sole, Dopo la tutti gli amici. Quando sto da stavo solo, felice. dopo una bottiglia di vino, dopo ho mangiato e niente, mi metto a scrivere e mi vengono tutte queste frasi rap all'anime di chi è morto. Mi metto a scrivere piano piano, giorno per giorno e faccio La penna. con la penna, Ma perché? perché Quando usa Sandelero a Bic. a Bic, sempre. Sei fidanzato? Sì. Sì. Sono fidanzato. Con quante ragazze? Oye. 2 o 3 più o meno. Sei una mattina, un mese, una nata sì. Bravo. Dopo la Un sera- bevino. E che a notte? sempre a notte, qui Ciruzzo, no sta Carolina. Saluto. Chiede mi saluti? Può essere Come si salutato. chiama? Carmen. Ciao Vespasiano. Carmen, spazio di panna. Come si chiama? Vespasiano. Uguale spazio Carmen, spazio di panna. Vespa. Vespa. Vespasiano. Elena ti chiede perché hai iniziato a fare video? Perché ne devi dato? C'è un WhatsApp, no, c'è un momento a finire. Un momento a fuscere. C'è un po' uscire. No, ho iniziato perché ho sempre fatto video, come già ho detto nei Funk Time precedenti, però forse molte persone non lo sanno, ho cominciato perché mi è sempre piaciuto di farlo e quindi ho fumato che si faceva fastidio, sai. E niente, ho cominciato. Sta morendo. Tu a me stai facendo. Niente, ho cominciato a fare video perché è una mia passione, l'ho sempre fatto, mi sta piacendo qualcuno. E quindi continuerò a farli perché è una cosa che mi piace, Hai visto cazzo un video? Ah, boh, ah. Ah, dietro a me. mi fa stupido. Ma se sono mongola e ne vedo ne vado fiera. Hai capito? Aspetta, faccio qua. Ma se sono mongola e ne vado fiera, sono una mongolfiera. Come diciamo. Ah, boh, però, cioè, qui sono mongolo e non vado fiero, quindi hai fiero. Pure lui. Cioè, tu sei una mongola e se sei fiero sei una mongolfiera. Chi sei è fiero di essere mongola. Oye, no? Caccia qui. Siamo di mongolo alla fine. Caccia qui, caccia qui. Ma Luca Bologna Eh. dice ti piacerebbe partecipare ad un programma comico come Made in Sud? Sì, mi piacerebbe, ci ho pensato, però ancora non ho fatto un cacchio. Perché? E Quindi ci vuole la vottata. ci vuole un po' la bottata, cioè diciamo la raccomandazione, un po' i soldi. Quindi? E quindi non dai miei soldi, io sono Allora? non Allora, vedete, quindi- Non vedete. stai facendo un video? no. Bravo. Ribadisci, mamma mia. Comunque no, ci ho pensato di fare un programma per Made in Sud, però ancora non mi sto smuovendo su questa cosa. Ah, Poi poi- magari più là Più lo là. farò. Giorgia D'Ambrosio dice hai incontrato mai persone che ti fermano per strada per autografi o foto? E dice se ti fa piacere. Sì, mi fa piacere, è una cosa che comunque credo che a tutti farebbe piacere una cosa del Certo. genere. Certo. Tranne a Luca. Perché Luca all'inizio era un poco Timido. Scognuso. scognuso. Si Sono in metteva italiana le radici. poi intimido. Timido, Aveva vergogna e infatti mi ricordo che una volta stavamo fuori al bar a mangiare il gelato. Venne una ragazza vicino, Carmen, ci possiamo fare una foto? Hanno visto di Luchetto. Luca, che è? Non la freva a 40. Si metteva scuorno e quindi si nascondeva per non farsi vedere, per non farsi le foto perché invece mo Mo è c'è passato, è C'è passato. passato, sì, A sì. scimari però no. Sei sciugiuto. Ma perché non sembra così? Ma che Che schifo. schifo. Mo si mette più scuro, ne? Mo ci fa mettere più scuro. Mo ci fa mettere scuorno.
Raffaele Molisso Raffaello Pazzi. Raffaele Raffaello C'era Pazzi però pazzo. chiede cosa ne pensi di Raffaello Pazzi come personaggio pubblico e come persona. Che cazzo. Allora, Raffaello Pazzi è un mostro, un grande in tutti i sensi, come personaggio pubblico è molto divertente. A me mi fa morire assai quando fai rap, fai delle freestyle rap, perché si inventa battute a momenti che sembrano scritte proprio, cioè sembrano proprio cose esagerate, quindi è molto, molto divertente. Come persona è una persona molto umile, una bravissima persona, un ottimo amico. È un drogato. Un drogato, diciamo che si buca, però comunque Che si fa? si fa diciamo Eroina. un po' di eroina, perché lui si sente un eroe quando se la... Quindi ora ci stanno cercando una comunità per lui, per chiuderlo dentro, perché niente questo Per salvarlo, Chiuderlo dentro. Per salvarlo. per salvare. Comunque scherziamo, Raffaele, sei un Tu grande, prima bene. sei un ottimo amico, ciao, ti vogliamo bene, un grosso Ciao Raffaele. Ciao. Antonio Daniello chiede se hai mai pensato di fare un personaggio diverso da Carolina e inventare altre cose. Sì, ci ho pensato, però ancora non ho acconciato un cacchio. Proprio oggi ne stavamo parlando di questa cosa perché voglio uscire un po' fuori dal personaggio di Carolina, senza abbandonarlo però, cioè creando un altro personaggio magari comunque divertente, rappresentando, che ne so, Tieni qualità. tanto sì. Un altro personaggio con un'altra personalità, con un altro modo di fare, di agire. È un personaggio divertente, però sfizioso. Antonella Ascione, Asciutto. vuoi sapere? Se uno ti copia i video, come reagisci? Come reagisci? Ma aspetta, se uno copia i video è copyright. C'è qualcosa in bagno. Se sia fossero protetti le mie cose, allora sì. Dovrebbero pagare copyright. C'è una cosa intelligente, no? Oh, e tu? Non hai già. Come personalità non tenete zero le scopiatività di Luca, c'è una cosa buona, da 16 anni la vita so che c'è. Giustamente hanno della bella tentazione. Comunque niente, cosa che niente posso fare, perché comunque se ci sono persone che magari non possono perdere tempo a crearsi un qualcosa di loro Vogliono e copiare. vogliono copiare, quindi Per fare le posso feste. fare, posso fare, perché comunque già ci sono persone che mi hanno copiato, che si sono create pagine stanno facendo il fest. copiando i miei video, quindi stanno facendo il festa, stanno facendo così di solito, grazie ai miei, Grazie Carmine. quindi questo C'è le feste. questo è. Bravo. Giulia Perugino dice se tu avessi il libro della tua vita andresti alla fine per scoprire il finale. Ma io le sapevo leggere, non so leggere, ma. Non si equivoca. No, non andrei nemmeno alla fine come non andrei nemmeno all'inizio perché i libri non li ho mai letti, non mi piace leggere i libri. Quindi. Vabbè, se fosse audio? Che? Se fosse audio? Se fosse audio Lo fruissi? sì. Audio video fosse. Audio video, mi mettessi. Comunque niente, non andrei mai alla fine perché la vita va vissuta giorno per giorno e quindi se già sai come va a finire non va bene. Passa lo spizio. Ti passa lo sfizio di vivere. Quindi è meglio vivere giorno per giorno e aspettarsi la morte che arriva. Che schifo quando prendo sti domande a me. Arina Luca, qui ma. Ci passi un attimo una cosa, sto Hai fatto due domande? Domanda No, fatta. no, aspetta, ci passi. Cosa ne pensi? Dice. Comunque volevo farti i miei complimenti, sei un grande artista, un grande comico. Ma chi? Arena Luca e sei un grande. Un bacio, ti stimo molto. Ciao, sono bravo. Bravo. La domanda cosa ne pensi della sua bellezza? Sei bellissimo. La bellezza sua. No, vabbè, Luca, io sono sempre sincero. Fai schifo. Fai schifo. No, ma non è che fai schifo nel senso che fai schifo. Fai schifo. Proprio Hai capito? Cioè, Ma un po' che bello su, un po'. Sulle capelli. hai capito? Perché mi hai fatto Hai capito perché potevo mettere? Tina Basile. Tina Basile, ah, Tina. Ma quanto te muovo a fare un raduno? Oh, questa è una bella domanda, giù. Ah, ma pure bacette? Sì. Sta morendo. Ma gli pare che a fare un video in questo deve andare un Luca, giorno. tu mi hai detto? Ma No. mi stai mangiando noi? C'è uno mangia l'ogno e sta a fuoco. Ma di che tutto? Tutto quanto che ci mangiamo lui, ma lei mangiamo, non può dirci tutti. C'è, scusate. E mangiamo poi E poi va. mi si rompe su. Chi si mangia? E sa fuoco pure. Sa
affoga. No, lo metti pure. No, se ma hai capito, se razziccate a cane, no. Non va niente, non va niente. Quindi non è successo niente. Comunque, guarda, vorresti fare una raduna giugiana a Versa, a Napoli, là. Vorresti fare tutto parto raduna. Anzi, senza asse cazzo. Anzi. Avevo pensato di fare raduno più spettacolo, quindi facevo spettacoli Carolina e poi stavamo un po' di tempo insieme, foto, fotografie. Insieme. Con la Z. Insieme. Però praticamente per fare uno spettacolo avevo pensato di fare una diversa. È un po' un casino perché comunque non tanto fatti che Dracula per mettere l'impianto, però devi parlare con il comune, devi dare il permesso. Chiare i Perché soldi. comunque le persone che verranno ovviamente si farà un po' di casino, quindi è un po' difficile. Quindi per ora magari posso organizzare solo un raduno in mezzo a una piazza e ci vediamo. E ci vediamo. Però molto probabilmente ad Aversa. Facete il video? Quindi niente ragazzi, volevo rispondere a chi è che ha fatto 100 volte la stessa domanda? Era la domanda come ho cominciato a fare video. Ho cominciato a fare video così, naturalmente. E piano piano mi è piaciuto e l'ho fatto. Ho inventato Carolina non volendo. E mi sono messo a lavoro qui adesso, ho detto due stronzate, è andata bene. L'ho chiamata Carolina perché molte persone hanno detto perché Carolina? Pure siamo a te non mi assunto io, pure dicevo perché avessi non mi assunto io? Perché Ma invece Carolina, come ti chiamavano? Caterina. mi chiamavano Caterina, mi hanno chiamato Calorina. E pure Antonio. A me mi hanno fermato per strada, tu Antonio mi piace, Antonio mi piace lì. E niente, mi hanno messo centinaia di nomi. Comunque ragazzi, questo Fucking Time finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Questo carimento. E mi dispiace se non ho potuto rispondere a tutte le domande perché comunque siete talmente tanti che tanti. E vi mando un grosso bacione. Ci mando un bacio voi. No, ja, Manda un bacio! Va! Ma faccia sensuale. Fa faccia sex. Sì, ciao. Quando dite la vostra foto, scusate la faccia. Mi raccomando. Ciao ragazzi, un bacio e bacio! Ciao!